La stagione invernale volge al termine, ma il lupo torna a farsi vivo a bassa quota. Nei giorni scorsi un esemplare è stato fotografato e filmato all'altezza del terzo e del quarto tornante della strada Cadorna, sul massiccio del Grappa. L'area è a poca distanza da Romano Dezzelino e l'animale non sembra affatto spaventato dalle attenzioni che gli vengono rivolte. Come è comprensibile, il video ha fatto il giro del web suscitando reazioni opposte sui social che trattano di faccende bassanesi e del territorio. C'è chi invidia l'autore delle foto e chi invece vorrebbe vedere i lupi eliminati dalle montagne del Veneto. Ne sanno qualcosa sull'altopiano dei 7 comuni dove le predazioni da parte dei selvatici hanno interessato anche animali domestici e in particolar modo i cani durante il periodo invernale. Nella zona del Grappa, invece, i branchi sono scesi fino a valle per inseguire i selvatici e c'è chi si è trovato la carcassa di un cervo o di un muflone letteralmente sotto le finestre di casa. Dal territorio arriva un nuovo grido d'allarme che però non sembra interessare proprio a nessuno.